si assiste ad una stabilizzazione del numero dei nuovi casi, intanto si discute delle misure da mettere in campo per contenere il contagio. In diretta c'è il nostro inviato Giuseppe Lavenia. Sì, qui le cifre in quella che resta la regione più colpita in Italia restano drammaticamente alti, ma certo in netta diminuzione i casi di contagio, soprattutto rispetto alle scorse settimane. E questo porta le autorità regionali ad una considerazione: intravediamo la linea di discesa. Contagi che oggi hanno sfiorato le 1300 unità, contenuto il numero di nuovi ingressi nei reparti di terapia intensiva, che sono quelli più duramente provati soprattutto in alcune aree di questa regione. Intanto le regioni in Italia pensano a quella che sarà la fase 2 con dei test sierologici per l'immunità al coronavirus. In Veneto è andata l'inviata Giulia Serenelli. Questa è la strumentazione che stiamo utilizzando, una tecnologia che sia in grado di fare numerosi campioni all'ora e che sia utilizzabile dai laboratori del Veneto in modo da produrre risultati nel più breve tempo possibile. I laboratori dell'ospedale di Padova, insieme a Verona, il cuore di questa sperimentazione. La prima fase è conclusa: riuscire a capire quando una persona positiva al Covid-19 si è immunizzata. Non dovrebbe più essere contagiosa, dunque non più un pericolo per gli altri. Più di 150 persone sono state studiate completamente, quindi sappiamo che dopo 12 giorni quelli che hanno avuto la malattia hanno sviluppato gli anticorpi. Per il momento abbiamo in mano lo strumento che ci dice quando posizionarci per fare questi test. I primi saranno i medici, gli infermieri e gli ausiliari degli ospedali veneti. 100.000 test, basta un prelievo di sangue. Se questi dati saranno positivi, estenderemo lo studio alle case di cura, alle case di riposo, piuttosto che all'intera popolazione, per scovare i contagi e ridurre quindi la pericolosità della diffusione del virus. Allora, abbiamo collegato in diretta il professor